Comincia in febbraio, c'è il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nikita Khrushchev icona Stalin e lo stalinismo, denuncia i crimini del periodo staliniano, una ventata di cambiamento investe anche l'est europeo, prima la Polonia, poi soprattutto l'Ungheria. Si muovono gli intellettuali, si muovono gli studenti, si muovono gli operai. Sono giorni di lotta, di scontro, anche di scontro furibondo nelle piazze, nelle strade di Budapest. I sovietici intervengono una volta, reintervengono una seconda volta. La seduta è aperta. Invito il Presidente della Repubblica a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Presto giuramento il senatore professor Mario Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia e delle Finanze. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.